Federconsumatori Sicilia aderisce alla manifestazione regionale a favore della sanità pubblica e contro la frammentazione dell'offerta sanitaria, che certamente sarà uno degli effetti dell'autonomia differenziata appena approvata dal Parlamento. La manifestazione organizzata da CGIL Sicilia prenderà il via domani, 20 giugno alle ore 10 in piazza Parlamento a Palermo. Lo scopo è quello di protestare contro il lento ma costante processo di privatizzazione della sanità che toglie risorse alle strutture pubbliche per darle a quelle private, che sono aziende e quindi hanno il profitto come scopo principale, mentre il Servizio Sanitario Nazionale nasce per tutelare la salute di tutti i cittadini senza alcuna distinzione di tipo sociale, economico e religioso, si legge in una nota. Federconsumatori conclude non è contro la sanità privata, che può essere un valido aiuto a quella pubblica, ma è convinta che la sanità privata non possa in alcun modo prendere il posto di quella pubblica, sottraendo ad essa fondi personali e risorse.